Domani alle 11 funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina, attese oltre 10.000 persone, Padova blindate, viabilità modificata, diretta di Antenna 3 a partire dalle 9. Bandiera, mezz'asta, omaggi in tutti i comuni, in Veneto sarà lutto regionale, l'appello di Zaia, facciamo in modo che Giulia non sia morta invano. Il Partito Democratico ha studiato le cifre della sanità pubblica in Veneto, il privato sta prendendo il sopravvento, l'allarme e le proposte per evitare il baratro. Perde l'equilibrio e precipita da 15 metri, nuova tragedia sul lavoro in Veneto, a perdere la vita una 47enne, il dramma in zona industriale a Vicenza. Può aspettare, non sono pronto a incontrarlo. Le parole del figlio del macellaio ucciso a Santa Maria di Sala dal comando di Cesare Battisti. Il terrorista in carcere ha chiesto di vedere i parenti delle vittime. Qualità della vita, la classifica del Sole 24 Ore, premi in assoluto la provincia di Udine, tra le Venete la prima è Verona, crolla a Venezia. 105 anni e 70 anni di matrimonio con la sua Ida, ad Altivole la grande festa per Alfredo Visentin, colonna degli alpini, tra i fondatori del gruppo locale delle Penne Nere. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Domani quindi l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin in una Padova blindata con viabilità modificata. La cerimonia nella Basilica di Santa Giustina, sono attese, pensate, oltre 10.000 persone. La gigantografia di Giulia Cecchettin verrà spostata domani mattina da Vigo Novo alla Basilica di Santa Giustina, dove alle 11 si svolgeranno i funerali della 22enne studentessa uccisa da Filippo Turetta. 2 maxi schermi già posizionati per consentire di partecipare alle esequie alle migliaia di persone attese a Padova per l'ultimo saluto. Oltre 10.000 persone sono previste per abbracciare la famiglia Cecchettin. All'interno della Basilica di Santa Giustina potranno però entrare solo 1.150 persone, autorità e chi è stato scelto dai familiari di Giulia. Papagino leggerà un messaggio dal pulpito. Imponente il dispositivo di sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine, come ha spiegato il prefetto di Padova dopo l'ultima riunione tecnica per la sicurezza. Prevede anche la presenza di presidi medici, usufruiremo della collaborazione della Croce Rossa, della Croce Verde e anche del 118. Avremmo, come dire, un impegno di circa 400 uomini, più anche tra le forze dell'ordine e le forze di polizia locale, più anche ovviamente avremo dei volontari della protezione civile. Prato della Valle, così come l'area antistante la Basilica di Santa Giustina, saranno blindati. Il comune ha emesso un'ordinanza per tutta la durata delle esequie a partire dalle 9 fino alle 13, chiusure al traffico e modifiche alla viabilità che riguardano anche la ZTL. Tra le autorità presenti, oltre al governatore del Veneto Luca Zaia, ci sarà una delegazione di sindaci veneti capitanata dal presidente di ANCI Mario Conte. Dopo la cerimonia solenne, che sarà celebrata dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, il feretro di Giulia sarà scortato a Saonara per un momento di preghiera privato. Poi la salma della giovane riposerà vicino alla mamma. È un momento sicuramente che per noi è un momento di saluto a Giulia. Di saluto a Giulia, un momento che vorremmo che fosse anche intimo, purtroppo però ci siamo resi conto che non sarà così, però quello che chiedo è che ci sia a Saonara come a Santa Giustina quel momento di saluto finale che deve richiamare tutti noi a delle riflessioni che del messaggio che ci ha dato Giulia, che è quello dell'amore, perché Giulia il suo sacrificio l'ha pagato per amore, per amicizia nei confronti di un suo collega coetaneo. Nel carcere di Verona, Filippo Turetta, che ieri ha incontrato i suoi genitori e gode dei diritti riconosciuti a tutti i reclusi, quindi potrà guardare anche la televisione e, se lo vorrà, potrà assistere alle dirette televisive che trasmetteranno i funerali di Giulia a Padova. È l'ora quindi dell'addio, e anche Antenna 3 trasmetterà in diretta i funerali di Giulia Cecchettin, un'edizione straordinaria che partirà alle 9 in punto con tutti i nostri inviati per accompagnarvi verso la cerimonia per la quale si fermerà tutto il Veneto, lo ha detto Valentina Visentin nel suo pezzo. Domani sarà quindi lutto regionale in tutto il Veneto. A proclamarlo è stato il
il governatore Luca Zaia, che sarà tra le autorità presenti al funerale di Giulia. Il presidente del Veneto, che oggi da Palazzo Balbi, come sentirete nel prossimo servizio, ha lanciato un appello a tutti i veneti perché diano un segnale di vicinanza, non solo di affetto, di partecipazione proprio in contemporanea alle esequie. Luca Zaia parteciperà a Padova al funerale di Giulia Cecchettin. Il suo dramma deve essere uno spartiacque culturale, afferma da Venezia il presidente della regione, perché Giulia non può e non deve essere derubricata come la vittima di femminicidio numero 105 in Italia quest'anno. Per questo lancia un appello ai veneti, perché si dia un segnale durante le esequie. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga la luce, se c'è un negozio illuminato, chi può. Un segnale alle 11, 5 minuti, 10 minuti, chi può faccia tutta l'ora, l'ora e mezza di funerale, insomma che in Veneto si faccia rumore. Domani come Veneti dobbiamo fare qualcosa, suoniamo i clacson alle 11, facciamo qualcosa, insomma ognuno nel suo piccolo dia un segnale. I numeri della violenza sulle donne in regione sono definiti da Zaia inquietanti, un bollettino di guerra. In Veneto 6.000 donne all'anno chiedono aiuto ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Circa un quarto di loro è dovuta ricorrere prima alle cure del pronto soccorso perché vittima di violenza fisica, ma solo il 36% alla fine presenta una denuncia. E quello che oggi inquieta è anche spiegare che il 66% delle donne sono italiane e queste donne hanno una scolarizzazione medio-alta, il 55% di queste donne, di queste 6.000, ha una indipendenza economica e questo ci inquieta perché ci fa capire che anche nel civilissimo Veneto, nelle civilissime nostre comunità, ancora c'è una sacca di trogloditi che pensano che la donna sia un essere inferiore. Quello che ci vuole è un salto culturale, perché in Veneto non c'è una società patriarcale, dice Zaia, ma una sacca di trogloditi che maltratta le donne e che non ha una gestione della propria sfera emozionale. Quest'anno la Regione ha investito quasi 4 milioni per i centri antiviolenza. In Veneto ce ne sono 26, più 28 case rifugio con 76 posti letto, 16 dei quali in totale anonimato, privi di indirizzo per tutelare le famiglie e i minori. L'aumento delle pene su teste malate avrà l'effetto che ha, cioè è giusto che si buttino via le chiavi, ci mancherebbe altro, ma non è che probabilmente ci aiuta a risolvere il problema. Il vero tema è identificare le persone dai primi segnali. Penso che se avessimo avuto un lavoro fatto fianco a fianco di comunità, penso ipoteticamente, avendo oggi ripresentato il caso del Turetta che stalkerizzava, che ossessionava, che angosciava la sua ex fidanzata, probabilmente qualcuno si porrebbe qualche domanda alla luce di quello che è accaduto. Parliamo adesso di sanità pubblica sempre più in pericolo, almeno secondo il Partito Democratico, che oggi da Padova ha lanciato un nuovo allarme. La sanità pubblica veneta è in pericolo, non è una domanda, non è un dubbio, ma una certezza. Parola del Partito Democratico che ha studiato e analizzato i dati relativi al 2022 della relazione sociosanitaria pubblicata dalla Regione Veneto. Dati ufficiali dunque che secondo il PD regionale creano notevoli preoccupazioni, a partire da quel 6% indicato come percentuale di prestazioni effettuate dal privato, che il Partito Democratico invece sostiene sia il 13,7%, più del doppio. Noi oggi numeri e cifre alle mano abbiamo spiegato perché ci sia il rischio di uno scivolamento verso il privato e di una sanità pubblica che rischia di non garantire a tutti i cittadini le cure di cui avrebbero diritto e bisogno. Lo abbiamo fatto dati alla mano. Alla vigilia del primo sciopero dei medici, dopo 5 anni, sono 4 le aree critiche indicate dal PD. Liste d'attesa, assunzioni dei medici, cure primarie e assistenza ai malati psichici, e 7 veneti su 10 ritengono peggiorata la sanità pubblica negli ultimi 2 anni. Bisogna intervenire, bisogna pensare che la sanità è fondamentale per tutti, non bisogna prendere in giro i cittadini con cifre e dati infondati. Ha aumentato invece ciò che i cittadini pagano per la sanità privata e in questo modo
dimostrando che aumentano le spese ma i servizi non migliorano. E poi le rette delle case di riposo molto vicine all'aumento, unica possibilità per evitarlo, un finanziamento da 100 milioni, i 20 milioni che invece sarebbero disponibili non saranno sufficienti. E così la sanità diventerà un tema centrale per le elezioni regionali del 2025. Il PD lancia la sfida a partire da oggi. Ed è un problema per certi versi anche sanitario, quello degli incidenti sul lavoro, incidenti mortali. Oggi l'ennesimo a Vicenza. Tragedia sul lavoro questa mattina in zona industriale a Vicenza. Un operaio di 47 anni è morto precipitando violentemente al suolo. Inutili soccorsi. Subito allertati dai colleghi dell'uomo, i sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatare il decesso a seguito dei numerosi politraumatismi riportati. È accaduto poco dopo le 10. L'operaio stava lavorando per conto di una ditta esterna rispetto all'azienda in cui è avvenuto il drammatico incidente. Una società che produce e commercializza resine, impermeabilizzanti e prodotti chimici per fonderia con gli stabilimenti in Viale della Scienza. Per causa in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di 15 metri. Sul posto anche i carabinieri di Vicenza. Il terrorista rosso Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per 4 omicidi, vuole incontrare i parenti delle vittime per avere dei permessi premio, ma da Santa Maria di Sala Adriano Sabadin, il figlio di Lino, ucciso nel 79 dai PAC con Battisti, non ha alcuna intenzione di incontrare il killer del padre. Così Anna Maria Parisi. Adriano Sabadin, lei è disposto a incontrare l'assassino di suo padre? Assolutamente no. Così il figlio di Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala, ucciso da Cesare Battisti, con un secco no, trancia e preclude ogni possibilità di incontro con il terrorista rosso che dopo 37 anni di latitanza, catturato nel 2019, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva per 4 omicidi. Terrorista che ora mira alla cosiddetta mediazione penale, grazie alla legge Cartabia, punta cioè a incontrare i parenti delle vittime per avere dei permessi premio, avendo come obiettivo il ritorno alla libertà. Non voglio assolutamente incontrare Battisti. Questa mattina, appena ricevuto la notizia, mi sono scambiato un messaggio con Maurizio Campagna. Alberto lo devo ancora sentire e tutti e due ironicamente l'abbiamo riso in faccia. Battisti, che ha sempre parlato di guerra giusta in relazione alle rivendicazioni degli omicidi commessi a sangue freddo, ora punta alla strada della redenzione per ottenere delle misure alternative al carcere. Lui ha ancora 25 anni da scontare, che si mette il cuore in pace, che li faccia tutti. Il terrorista, oggi 69enne, si trova nel carcere di Massa in Toscana, dove ha ottenuto uno sconto di pena nel 2020 per buona condotta, insieme al cambiamento di status da ex detenuto in regime di alta sicurezza a detenuto comune. Il terrorista Battisti può mettersi il cuore in pace. Qui da Santa Maria di Sala, per queste e le prossime festività natalizie, nessuno vorrà mai incontrarlo. Taglia corte, conclude Adriano Sabadin. Buone feste anche a lui. Si è rischiata una strage questa mattina in tangenziale a Mestre. Attimi di paura questa mattina per molti automobilisti lungo la A57 tangenziale di Mestre tra gli svincoli di Mira, Oriago e Mirano Dolo. Verso le 6:20 infatti un autocarro ha perso una sbarra metallica provocando danni a 11 vetture. Nessuno però è rimasto ferito. Mentre il mezzo correva, la sbarra è finita lungo la corsia centrale e nei rallentamenti che si sono verificati successivamente c'è anche stato un tamponamento tra mezzi pesanti, senza però conseguenze per i conducenti. Sul posto è giunta la Polizia Stradale di Venezia e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. La carreggiata è stata liberata in velocità posizionando i veicoli danneggiati sulla piazzola di sosta. L'intervento è terminato intorno alle 8 senza creare particolari code.
La politica, Fratelli d'Italia ha scelto Enoch Soranzo come successore di Elisabetta Gardini alla guida della segreteria provinciale di Fratelli d'Italia a Padova. Il consigliere regionale ha vinto con 947 voti. Il vice sindaco di Noventa Padovana Nicola Canistracci si è fermato a 499. Soranzo dunque è il nuovo segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Treviso, dove è scattata la protesta, un sit-in davanti alla prefettura dopo il caso del 32enne migrante trovato morto al Park dell'Appiani. Viva! Viva! Dateci la libertà, dateci una casa. È questo il grido con cui una rappresentanza delle persone immigrate che si trovano costrette a dormire al freddo con allestimenti di fortuna nel parcheggio dell'area Appiani a Treviso ha voluto farsi sentire davanti alla prefettura. Alcune di loro hanno un lavoro ma non riescono ad entrare nei sistemi di accoglienza a causa della burocrazia. Tra queste anche Mandip Singh, 32 anni, di origini indiane, da poco più di una settimana in città, morto venerdì sera per cause ancora da accertare, probabilmente un infarto. Mandip era una delle 22 persone che attualmente vivono nell'area Appiani, tra loro anche Nasir. Vivo nel parcheggio perché non ho nessun altro posto dove vivere, non un rifugio, non un tetto. Oggi siamo qui per chiedere che la burocrazia ci dia la possibilità di avere i nostri documenti, ma siamo qui soprattutto per chiedere giustizia per Madip, per chiedere che ci venga dato un tetto. Un presidio in Piazza dei Signori organizzato dall'associazione Caminantes per sostenere le persone che ormai da 5 mesi vivono in quelle condizioni. Siamo qui questa mattina perché chiediamo che immediatamente queste persone vengano inserite in un centro di accoglienza. Non si tratta più di un'emergenza, ma da anni, continuiamo a ripeterlo, non è un'emergenza e le istituzioni si devono prendere carico delle persone che arrivano per dare loro un futuro degno, una prima accoglienza degna e un futuro che sia degno di questo nome. Presenti in piazza anche esponenti delle opposizioni, da Luigi Calesso di Coalizione Civica a Carlotta Bazza e Marco Zabai del PD. L'ultimo Consiglio Comunale giustamente si è parlato molto di umanità rispetto alla gestione degli sfratti, rispetto alla gestione dell'emergenza abitativa. Ecco, siamo sotto Natale, se non esprimiamo umanità a tutte quante le parti, prendendosi le proprie responsabilità, dando una casa a chi letteralmente sta dormendo al freddo, noi non facciamo assolutamente il nostro compito. Per cui è chiaro che io invito l'amministrazione comunale a prendersi le sue responsabilità, ad agire immediatamente, a trovare insieme alla prefettura e insieme alle altre istituzioni una soluzione immediata. Nord-Est al top per la qualità della vita in Italia, infatti Udine è la provincia in cui si vive meglio. A incoronarla la 34esima edizione, sempre molto attesa, dell'indagine del Sole 24 Ore. In Veneto a piazzarsi per prima è Verona al 10° posto assoluto, 6 posti in più rispetto allo scorso anno, seguita da Padova, 10 posti in più, Treviso 1 posto in più, Vicenza che ha il maggior incremento con ben 16 posizioni guadagnate. Venezia invece scende di 12 posizioni, Belluno scende di 9, Rovigo sale di 9 ma resta comunque fanalino di coda in Veneto e al 68° posto in assoluto. Questa dunque la classifica del Sole 24 Ore. Grande festa ieri ad Altivole, chiudiamo così per i 105 anni dell'alpino Alfredo Visentin, che quest'anno ha tagliato anche il traguardo dei 70 anni di matrimonio con la sua Ida, oltre 100 anni vissuti pienamente affrontando tante difficoltà, tra cui la Seconda Guerra Mondiale. Nato il 2 dicembre 1918, è uno dei soci fondatori del gruppo Alpini di Altivole nel Trevigiano, incontrò Ida nel 1950, si unirono in matrimonio nel 1953, festeggiano quest'anno 70 anni di matrimonio, da cui sono nate 3 figlie. Per Alfredo gli alpini di Caselle e di Altivole con il capogruppo Giovanni Carretta hanno organizzato ieri, come da tradizione, un pranzo di festeggiamento nella baita degli alpini a Caselle, quindi tanti auguri all'alpino Alfredo Visentin da parte di tutta la redazione di Antenna 3. Vi lascio al meteo, è tutto per il Veneto, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.
Bentrovati al meteo. È uno scenario meteo decisamente invernale e instabile. La responsabile è una perturbazione atlantica in transito sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 5 dicembre. Sul Veneto cielo in prevalenza coperto, avremo precipitazioni dapprima estese, già di mattina in diradamento e solo locali poi nel corso del pomeriggio, quando prevarranno le schiarite. Le temperature saranno in lieve aumento e con andamento piuttosto irregolare, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 4 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con piogge moderate un po' ovunque, più abbondanti sulle zone costiere. Sui monti deboli nevicate oltre i 500 metri all'incirca, possibili schiarite un po' ovunque entro sera. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso sarà molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse al mattino, graduali schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra lo 0 e i meno 3 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.